Mia cara, davvero non posso aiutarti se non mi dici cos'è che ti turba. Non posso. Credetemi, non posso. Ma non eravamo d'accordo? Nessun segreto tra di noi. Sono così felice. Tutto è precipitato dal momento in cui mamma ha trovato le lettere di Densily. Sì, gli faceste proprio una sciocchezza. Ma come è potuto succedere? Deve averglielo detto qualcuno. Si è precipitata in camera e ha aperto il cassetto della scrivania dove le tenevo. Ma chi può aver fatto una cosa simile? Deve essere stata la cameriera. O forse il tuo confessore. No, lui no. Non puoi sempre fidarti di quelle persone, mia cara. È terribile. Ma oggi? Che ti succede oggi? Ho paura che se ve lo dico vi arrabbiate con me. Forse è quello che vuoi. Che io mi arrabbi con te. Andiamo. Non so come dirlo. Sto già cominciando ad arrabbiarmi. Questa notte, Sì? per poter continuare a scrivere ad Densily senza destare sospetto, ho dato le chiavi della mia camera a Messie de Valmont. Sì. E lui questa notte le ha usate. Io pensavo che fosse venuto in camera solo per portarmi una lettera, ma non era così. E quando ho capito perché era venuto, era troppo tardi per fermarlo. Cioè, tu sei sconvolta perché Monsieur de Valmont ti ha insegnato una cosa che morivi dalla voglia di sapere? Come? Mi stai dicendo che colui che schiarisce le idee alle ragazzine ti ha confuso le tue? Io pensavo vi sareste scandalizzata. Ma dimmi una cosa, hai resistito, vero? Sì, certo, più che ho potuto. Ma lui ti ha costretta. No, è che quando ho provato a difendermi ho capito che era impossibile. Eri forse legato? No. È che ha un modo di porre le cose che non si riesce a trovare risposta. Neanche un semplice no? Io ho continuato a dire di no, ma intanto col corpo facevo altro. E alla fine, Sì. gli ho detto che poteva tornare questa notte. Quanto mi vergogno. La vergogna è come il dolore. La provi una volta sola. Questa mattina è stato terribile. Quando mamma è entrata in camera sono scoppiata a piangere e non ho potuto farci niente. Sì. A quel punto potevi confessare tutto. Ora non avresti motivo di cui preoccuparti. Le valigie sarebbero fatte e tu in partenza per il convento. Quindi cosa dovrei fare? Lo vuoi davvero il mio consiglio? Sì, vi prego. Lascia che Monsieur de Valmont continui la tua istruzione. Lascerai credere a tua madre che hai dimenticato Densily. E soprattutto, non cercare di impedire le tue nozze. Con Monsieur Gercourt. Sì, quando c'è di mezzo un matrimonio un uomo ne vale un altro. E anche il più pesante è meno ingombrante di una madre. E Densily? Mi sembra paziente di carattere. Una volta sposata potrei vederlo senza troppi problemi. Mi sembra che una volta... Sì, quella volta all'opera mi avete detto che una volta sposata sarei dovuta rimanere fedele a mio marito. Chissà cosa avrei sentito. L'opera probabilmente. Quindi voi mi state dicendo che io devo fare quella cosa con 3 uomini diversi? Ti sto dicendo, sciocchina, che prendendo qualche precauzione elementare puoi fare quella cosa tutte le volte che vuoi, in tutti i modi che vuoi, con tutti gli uomini che vuoi. Il nostro sesso ha pochi vantaggi, approfittane di quei pochi. Ecco vostra madre.
Ricorda quello che ti ho detto e soprattutto basta frignare. Sì, mamma.